Buongiorno cari concittadini, alla luce dell'emanazione del nuovo DPCM siamo qua per spiegare un attimo quelle che sono le novità introdotte appunto con questo nuovo decreto da parte del governo. Una delle novità, tra virgolette, ma anche che in realtà non è una novità visto i mesi anche trascorsi, è l'obbligo di avere sempre con sé, leggo per avere una certezza normativa maggiore, con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo e per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio. Ovviamente sono esclusi da questi obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini con età inferiore ai 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i prodotti soggetti versano nella stessa incompatibilità. Come abbiamo visto dalla lettura di questo comma, vi è l'obbligo di avere sempre con sé la mascherina o meglio dire un dispositivo per la protezione delle vie aeree. Vi è l'obbligo di indossarle sempre nei luoghi al chiuso, tranne che nella propria abitazione, perché se andate nell'abitazione del vicino ovviamente dovete avere l'uso delle mascherine, o anche nell'abitazione dei parenti, dei genitori, dei fratelli, se non sono conviventi con voi, ed è fatto obbligo di utilizzare la mascherina anche all'aperto, eccezione fatta però per i casi in cui le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto possono garantire in modo continuativo le condizioni di isolamento. Quindi per capirsi, se state facendo una passeggiata in centro verso le 18, così, cui vi è la possibilità di incontrare altre persone, ovviamente avete l'obbligo di indossare la mascherina. Se siete in un luogo isolato dove la prima persona che avete è a 1 chilometro di distanza, 2 chilometri di distanza, ovviamente non vi è l'obbligo di indossare la mascherina, però vi è l'obbligo, e questo dovete ricordare, di averla sempre con voi, perché anche il fatto di non avere con voi la mascherina è sanzionabile. Prima era sanzionabile il mancato utilizzo, adesso è sanzionabile anche il non averla con sé, quindi ricordiamoci sempre di averla in tasca, in borsa, di averne sempre una con noi. Poi è fatto ovviamente obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, che viene estesa a 2 metri se si sta praticando sport. Poi vi è il divieto assoluto di spostarsi da casa se si ha la febbre superiore a 37,5, in questo caso bisogna rimanere a casa e contattare il proprio medico di base che vi darà le istruzioni idonee per poi implementare tutto quello che è il protocollo previsto. L'accesso al pubblico dei parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, quindi i parchi gioco, i giardini pubblici sono aperti al pubblico, però ovviamente restano le regole del mantenimento per il metro, dell'obbligo di utilizzo della mascherina se si è vicino, il vietato assembramenti. Ovviamente se vi è un nonno che sta accompagnando il nipote sui giochini, una mamma o un papà che stanno accompagnando i figli sui giochini, non vi è l'obbligo di mantenere il metro, perché sono lì anche al servizio, passatemi il termine, del minore, e quindi sono lì anche per tutelare il minore, quindi in questo caso non vi è l'obbligo del metro, però almeno mantenere il distanziamento dalle altre persone presenti. E come si dicevano, anche essendo anche consentito i parchi, è anche consentito di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto anche presso le aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri, come vi dicevo prima, per l'attività sportiva, e di almeno 1 metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Quello che vi dicevo prima, cioè se state accompagnando un minore non avete l'obbligo di mantenere il metro con il minore, ma con le altre persone che non fanno parte del vostro nucleo familiare. Per quanto riguarda l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte verso palestre, piscine, centri e circoli sportivi pubblici e privati, ovvero presso altre strutture
ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità ovviamente con le linee guida che sono stati appositamente emanate. Lo svolgimento degli sport di contatto, che saranno poi individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito da parte delle società professionistiche e delle associazioni di società dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale, il CONI, e dal Comitato Italiano Paralimpico, il CIP. Quindi le manifestazioni organizzate dalle società professionistiche e delle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP sono autorizzate. Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto individuati dal Ministro dello Sport aventi carattere amatoriale. Quindi tutti gli sport di contatto, la partita di calcetto tra amici, la partita di basket tra amici o comunque le specialità individuate dal Ministro dello Sport sono vietate se svolte a livello amatoriale. Per quanto riguarda invece le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto in forma statica e a condizione di rispettare i protocolli previsti, quindi il distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina, misurazione della febbre, registrazione dei partecipanti. Stessa cosa vale per gli spettacoli aperti al pubblico in sale, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche ed altri spazi. In questo caso vigono gli stessi protocolli che dicevo prima, quindi distanziamento, mascherina, temperatura, igienizzazione delle mani, con un numero massimo di 1000 spettatori per gli spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per gli spettacoli in luoghi chiusi. Le attività devono svolgersi ovviamente nel rispetto dei protocolli previsti. Per quanto riguarda invece le attività in sale da ballo, qua la situazione è all'opposto. Dice il comma, restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all'aperto e anche al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose invece sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Quindi una cerimonia di matrimonio, una cresima, un battesimo sono consentite ma con al massimo 30 persone e rispettando tutti i protocolli previsti, quelli che vi dicevo prima, mentre le discoteche, le sale da ballo rimangono ancora chiuse, sia che facciano attività al chiuso o all'aperto. Adesso c'è la spiegazione di quello che è la questione casa private e dice: è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Qua non c'è uno specifico divieto, ma è fortemente raccomandato, quindi sarebbe meglio evitare di organizzare feste a casa propria, sia per la propria incolumità e quella dei familiari, sia anche per le persone che inviteremo. Quindi questa c'è una forte raccomandazione. Ovviamente le cerimonie religiose continuano a svolgersi in base ai protocolli già previsti, le scuole continueranno ad essere aperte anche qua con i protocolli già previsti, ma ovviamente, come sapete, sono stati sospesi i viaggi di istruzione, iniziative di scambio e gemellaggio, quindi le gite risultano sospese e naturalmente sono implementati, ma questo già chi fruisce del servizio, i protocolli per l'accesso dei parenti e dei visitatori nelle case di riposo. Quindi anche qua verranno implementati i protocolli limitando gli accessi in modo da tutelare appunto gli ospiti. Le misure che vi ho appena illustrato ovviamente partiranno da domani 14 ottobre e vanno a validità fino al 13 novembre, quindi al 13 del prossimo mese, dureranno 30 giorni. Sono misure che vanno ad implementare quanto già predisposto prima, sperando insomma di riuscire a mantenere delle misure tra virgolette un po' più blande e che magari il mese si trasformi in 15 giorni, quindi che sia anche di buon auspicio per tutto il lavoro fatto fino ad oggi.
Quindi ci vedremo nel prossimo appuntamento per parlare appunto in maniera più specifica per quanto riguarda le attività di bar, ristorazione, centri benessere e cura delle persone. Grazie a tutti e al prossimo appuntamento.